Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme le principali notizie. Maturità 2024, anche i selfie nelle tracce della prima prova scritta. Venditti, portafortuna con la sua notte prima degli esami, diventa un santino fatto circolare davanti alle scuole. Torna a parlare della morte del marito, rimasta avvolta nel mistero Francesca Donato. È un macigno nel cuore, scrive l'ex europarlamentare in un post sui social. Attesi la prossima settimana i risultati degli esami tossicologici. Cocaina sull'asse Sicilia-Calabria, 13 arresti. I corrieri smerciavano la droga a Catania e provincia grazie ad una fitta rete di pusher, base operativa San Giovanni Galermo. Non solo, la crisi idrica, turismo dai due volti in Sicilia tra boom di prenotazioni e ristoranti affollati, ma anche disservizi e trasporti a rilento, l'allarme di Assoimpresa. E a peggiorare la crisi idrica arriva anche la prima ondata di calore da bollino arancione. Si toccheranno punte di 40 gradi a Palermo nel fine settimana. Sono 19 in Sicilia le scuole paritarie trasformate in diplomifici. Dopo il pugno duro del ministro Valditara, i sindacati chiedono più controlli e regole rigide. Calcio da toscano al mercato. Dopo l'ufficializzazione e la presentazione del nuovo allenatore, il Catania può dedicarsi alle trattative per rifondare la rosa. Bentrovati. È il giorno della prima prova della maturità 2024. Pirandello, Ungaretti, Rita Levi Montalcini e la seconda guerra mondiale, ma uno studente su 3 sceglie il tema su blog e selfie. Un rito che si ripete è il primo vero esame della vita, come commentano tanti genitori in attesa all'uscita di scuola. Desiree Ferlito. L'imperfezione di Rita Levi Montalcini e Pirandello in pole. Gli studenti archiviano la prima prova degli esami di maturità, si allenta l'ansia e cresce l'adrenalina. È il momento di raccontare ad amici e genitori, questi ultimi numerosi fuori dalla scuola ad attendere ansiosi, come è andata la prima prova. Bisogna affrontare anche questo esame della vita, che sarà uno dei tantissimi esami che durante la vita bisogna affrontare. Aspetto la figlia che esce, stiamo in attesa. È emozionata la mamma o la figlia? La mamma, mi sto morendo. Nelle tracce anche Ungaretti e la seconda guerra mondiale, meno scelta, contro ogni previsione l'attualissima traccia profili, selfie e blog, dal brano di Maurizio Caminiti che invita i giovani a riflettere sull'uso dei social media e sull'impatto della digitalizzazione. Mi aspettavo qualcosa sui social, su la tecnologia di questo tema di attualità, però io personalmente non l'avrei scelta come tipologia. Il tema della guerra fredda, quindi B1 se non ricordo male. No, va bene, spero bene, vedremo poi nei prossimi giorni. Io a 2 ho scelto Pirandello, è andato bene pure, non pensavo ma è andato bene. Di voi che fate? Vi rilassate post esame? Certo, dopo 6 ore a fare il compito italiano c'è bisogno. Come è andata? Cosa hai scelto? B1, quella sulla deterrenza atomica, molto bene, penso molto bene. Superata l'ansia della prima, domani è il momento per la seconda prova e il rito della maturità continua di generazione in generazione. Lo studio disperato da solo o in gruppo, il tototema, gli aneddoti da tramandare per gli anni a venire, gli abbracci dei genitori. Ogni anno 500.000 di studenti vive gli stessi timori, le stesse paure, attese e speranze. Potrebbero arrivare la prossima settimana i risultati degli esami tossicologici sulla salma di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto quasi un mese fa. Le circostanze della morte restano ancora avvolte nel mistero e oggi la moglie, Francesca Donato, affida ai social un appello straziante. Manlio Viola. Quasi un mese dalla morte di Angelo Onorato, ma la nebbia che avvolge le circostanze del decesso non accenna a diradarsi. Così la moglie, l'ormai praticamente ex parlamentare europea Francesca Donato, lancia un appello affidato ai social. Un macigno nel cuore da portare in giro ogni giorno mentre affronto le inevitabili e pesantissime incombenze di ogni tipo dovute alla mia nuova situazione. Chi mi vuole bene preghi per me e per i miei figli, in silenzio, scrive la Donato su Twitter. Angelo Onorato è stato trovato morto il 24
25 maggio e ancora non c'è certezza, è stato omicidio o suicidio. Secondo l'avvocato della famiglia, Vincenzo Lorrè, la pista dell'omicidio dell'imprenditore resta aperta. Fino a che non saranno conclusivi tutti gli esami, come quelli tossicologici che potrebbero dimostrare come Onorato sia stato sedato, rimangono aperte tutte le ipotesi, dice. Gli investigatori continuano ad indagare, la famiglia chiede la verità su quanto successo, ma gli inquirenti per parte loro sono sempre più orientati invece proprio sulla pista del suicidio. Se è stato un suicidio devono spiegarci perché, ribattono i familiari. In un audio WhatsApp Onorato appare sereno fino a poche ore prima della morte. Dai file che la procura sta esaminando cerchiamo proprio di provare o di sapere comunque chi e se qualcuno lo stesse ricattando, dice ancora l'avvocato del re, e in qualche modo lo abbia indotto dunque a commettere il gesto. La procura, aggiunge il legale, sta lavorando molto bene e abbiamo fiducia negli investigatori. Cocaina sull'asse Sicilia-Calabria, 13 arresti. I corrieri smerciavano la droga a Catania e provincia attraverso una fitta rete di pusher, base operativa San Giovanni Galermo. Tonino De Mana. L'hanno ribattezzata Operazione Devozione. Uno degli arrestati aveva addirittura nella cover del cellulare l'immagine della Madonna di Polsi in Aspromonte. E proprio dalla Calabria arrivavano ingenti quantità di cocaina che poi veniva nascosta, lavorata, stoccata e smerciata nelle piazze di Catania e provincia. Base operativa il popoloso quartiere di San Giovanni Galermo, storica roccaforte della droga. 13 le persone arrestate dalla polizia di Catania su richiesta della direzione distrettuale antimafia ed accusate a vario titolo di traffico di stupefacenti del tipo cocaina, detenzione e porto di armi da fuoco e spaccio di droga. 2 i gruppi predominanti, uno capeggiato da Carmelo Scilio, detto Aricchiazza, e l'altro diretto da Bruno Cidoni, che si avvaleva della stretta collaborazione di Antonio Pezzano, Giuseppe Addamo, Angelo Ribera, Santo Vitale, Pietro e Francesco Sedici. Pusher, vedette ed acquirenti si aggiravano tra le case di San Giovanni Galermo, incuranti di essere ripresi dalle telecamere poste dalle forze dell'ordine a supporto delle indagini. Mi ha permesso di documentare l'arrivo in territorio catanese di ingentissimi quantitativi di droga, a dimostrazione di quello che da più tempo le indagini vanno dicendo, e cioè che le tante organizzazioni criminali che si muovono sul nostro territorio trovano nel settore del traffico e dello spaccio di stupefacenti la loro principale risorsa. Nel corso dell'operazione la polizia ha sequestrato 11 kg di cocaina nascosti in posti disparati, dai bagni alle cassette di derivazione, una pistola ed oltre 90.000 euro in contanti. Il nuovo volto della mafia catanese fotografato dalla DIA in Parlamento. Cosa Nostra cambia, infiltrandosi nel mondo produttivo e nella politica. Resta tuttavia la più tradizionale delle mafie siciliane, mantenendo un'imponente potenza di fuoco. Il clan egemone è ancora quello dei Santa Paola, Ercolano. Perdono potere i Mazzei. Maglio Viola. Una mafia tradizionale che non disdegna gli affari, le infiltrazioni nel mondo dell'imprenditoria e in quello politico, che crea alleanze e governa il territorio, ma che non dimentica le sue origini, continuando nelle attività che permettono di avere il controllo su tutto e tutti, ovvero il pizzo, la droga, il sistema delle autorizzazioni alle altre attività criminali. È il quadro disegnato nella relazione semestrale al Parlamento della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, che racconta così Cosa Nostra catanese, che resta la più tradizionale delle mafie siciliane, ancora organizzata in famiglia, suddivise in filiazioni che godono di una certa autonomia, chiamate quartieri. Il clan egemone è quello dei Santa Paola Ercolano, che gode di infiltrazioni nel settore dell'edilizia, capacità di incidere sugli appalti, stringe accordi con il mondo della politica locale e regionale, ma continua a mantenere un'importante capacità di fuoco e a controllare il territorio con la droga, le estorsioni e imponendo il pizzo anche ai piccoli e medi criminali per le attività che vanno dai furti fino al gioco d'azzardo. Gli egemoni Santa Paola Ercolano estendono il loro dominio poi alla provincia di Messina, in particolare con le alleanze nell'area di Mistretta, e in direzione di Siracusa con l'alleanza con il clan Nardo. Perde invece potere il clan Mazzei, che pure mantiene il controllo su molte attività come le scommesse illegali, lo smaltimento illecito dei rifiuti, il commercio di prodotti petroliferi. Controlla poi il territorio mantenendo anche alleanze in provincia con i gruppi Lo Cicero e Nicotra e fino al Ragusano col gruppo dei Mormina. Tuttavia i Mazzei sono orfani di un capo dopo le numerose operazioni delle forze dell'ordine. Il panorama
panorama della provincia è completato da numerosi altri clan: Cappello Bonaccorsi, Laudani, Pillera di Mauro, Sciuto Tigna, Cursoti, Piacenti e Nicotla. Ma questi clan, pur mantenendo una organizzazione di tipo mafioso tradizionale e alleandosi di volta in volta per ogni singolo affare con le altre famiglie, risultano ben distinti da Cosa Nostra, si legge nella relazione della DIA. Insomma, sono del tutto autonomi dalla cupola e governano i loro territori. Altra novità che non si riscontra nelle altre aree della Sicilia. Incominciate le procedure di messa in sicurezza dell'area di Sciacca, ad Agrigento, interessata dall'incendio che ieri ha distrutto, lo vedete, un ristorante del lungomare di Stazzone. Dopo che è stata accertata la presenza di amianto, il Comune ha incaricato una impresa specializzata in bonifiche da Eternit per far rientrare l'emergenza ambientale generata dalle fiamme. Tra le raccomandazioni della Protezione Civile, quella di tenere chiuse le finestre. Diversi abitanti hanno preferito allontanarsi dalle loro case, facendosi ospitare da amici e parenti. L'area interessata adesso è stata transennata e completamente interdetta al transito pedonale e veicolare. Intanto un comitato di cittadini ha annunciato una raccolta di fondi per aiutare il gestore del ristorante a ricostruire il suo locale. Turismo dai due volti in Sicilia, boom di prenotazioni e ristoranti affollati, ma anche di disservizi e trasporti a rilento, mentre la colonnina di mercurio sale fino a 40 gradi in una Agrigento senza acque. L'allarme di Assoimpresa, mezzi pubblici inadeguati al flusso di arrivi. Marco Gullà. Il face-off del turismo siciliano: se da una parte si registrano numeri più che positivi su prenotazioni e flusso di turisti, dall'altra parte però ci sono i servizi poco efficienti per un turismo che anno dopo anno diventa sempre più d'élite. E allora, se città come Palermo e Catania sono meta di turisti che ricercano mare, arte e gastronomia, al contempo i trasporti restano carenti. Pensate che se da Agrigento si vuole raggiungere Ragusa in treno, tra coincidenze e orari poco allineati si possono impiegare anche 10 ore. La situazione è legata ai trasporti in Sicilia, ma direi alle infrastrutture in generale. È sempre stata una situazione carente, ma da tanti anni. Certo, questo governo regionale potrebbe lasciare il segno, già qualcosa sta facendo, ma bisogna intervenire con un programma triennale per cercare di andare a manutentare per vie straordinarie tutte quelle che sono le strade provinciali, le autostrade, le aree di servizio. Turisti che affollano ristoranti e alberghi, spendono soldi, ma al contempo, se si va a Palermo, l'accoglienza che si dà a chi viene da altri paesi è quella che vedete in queste immagini: rifiuti dovunque. Il tutto nell'anno in cui gli aeroporti siciliani, mese dopo mese, centrano record di passeggeri, il doppio volto del turismo nella nostra isola. A Catania domani tornerà a regolare la viabilità sullo svincolo Canalicchio sul viale Mediterraneo. Il solarium di San Giovanni Licuti e quello di Ognina dovrebbero essere inaugurati tra venerdì e sabato. E a proposito di solarium e caldo che abbiamo sentito, arriva il caldo record in Sicilia, previste punte di 40 gradi. Catania-Palermo domani da bollino arancione, nel capoluogo venerdì allerta massima. Francesco Triolo. Sono attese punte record. Il caldo che investirà la Sicilia nelle prossime ore porterà la colonnina a raggiungere i 40 gradi ad Agrigento e Siracusa ed i 39 gradi a Catania e Ragusa. Il bollettino sulle ondate diffuso dal Ministero della Salute indica il primo bollino rosso per il caldo, previsto domani a Perugia, mentre bollino arancione saranno Palermo e Catania, dove si registreranno temperature molto elevate, secondo la protezione civile regionale di 37 gradi, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Un livello di allerta 2 per domani che a Palermo nella giornata di venerdì si trasformerà in bollino rosso e il livello di allerta 3, il massimo previsto per le ondate di calore. Condizioni che rappresentano un serio pericolo per la salute, soprattutto per i soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti. A lanciare l'allarme sulle ripercussioni del rialzo delle temperature sono stati gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale. I comuni siciliani sono stati allertati quindi a predisporre tutte le azioni a tutela, soprattutto della popolazione fragile.
Il caldo dei prossimi giorni comporta anche lo stato di preallerta diffuso dalla Protezione Civile regionale per gli incendi. Le condizioni meteoclimatiche e l'umidità del combustibile vegetale, si legge nel bollettino, sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e a propagazione veloce. E rimaniamo in tema di grande caldo e di siccità, perché ad Agrigento c'è il grido d'allarme degli albergatori: senza acqua i turisti non arrivano e la politica non dà risposte, mentre gli allevatori protestano per quella che loro definiscono una presa in giro. Riguarda i voucher foraggi, per loro una cifra irrisoria, quella stanziata dalla Regione, 10 milioni di euro, una presa in giro. Sentiamo Emanuela Corsi. Qui si cerca ancora di prendere le persone per i fondelli senza affrontare le vere problematiche. Si solleva il coro di protesta degli allevatori siciliani dopo lo stanziamento da parte della Regione di 10 milioni di euro per l'acquisto del foraggio attraverso dei voucher. Cifra insufficiente e che non dà una soluzione strutturale al problema. È inutile che il governo nazionale e il governo regionale fanno comunicati stampa farlocchi, seguiti in questo splendidamente anche dalla Coldiretti, dove dicono che hanno risolto i problemi. Ma quali sono questi problemi che hanno risolto? Non si intendono affrontare quelle che sono le vere problematiche, che sono la moratoria dei debiti, che sono il costo di produzione, che sono il contributo immediato per l'acquisto di foraggi. La carenza di acqua negli invasi, l'assenza di piogge e le alte temperature che fanno evaporare il 20% delle risorse idriche pongono la Sicilia in zona rossa, ai livelli di paesi nordafricani come l'Algeria e il Marocco. Oltre a questo si aggiunge la dispersione causata da reti idriche colabrodo, come ad Agrigento, altra provincia colpita dalla crisi, dove insorge Federalberghi, che denuncia tante disdette da parte dei turisti. Per il rifacimento della rete idrica si parla dal 2011, sicuramente risulta antipatico che una dichiarazione dell'attuale assessore all'energia e ai rifiuti dice ancora che bisogna aspettare 3 anni. Io mi aspetto che la politica, più che festeggiare per i risultati elettorali, cerchi di pensare a quelli che sono i benefici dei cittadini e soprattutto delle imprese che lavorano. Sempre ad Agrigento il Codacons ha proposto di utilizzare una nave dissalatore da collegare alla condotta della città, un altro intervento tampone per garantire l'approvvigionamento idrico in tempi brevi. E a proposito di approvvigionamento idrico, come abbiamo sentito, la crisi idrica nel territorio dei comuni del Libero Consorzio di Agrigento sarà al centro della riunione della cabina di regia per l'emergenza idrica convocata con urgenza per domani alle 15 a Palazzo d'Orléans dal presidente della regione Renato Schifani. A Scordia, nel Catanese, un giovane di 24 anni ha forzato con l'auto del padre un posto di blocco ed è riuscito a seminare i carabinieri dopo un pericoloso inseguimento anche in contromano tra le vie del paese. Una volta tornato a casa, il giovane recidivo, che non aveva la patente perché in realtà non l'aveva mai presa, è stato nuovamente denunciato e multato per una serie di infrazioni alle norme del codice della strada. Liste d'attesa impressionanti per ricoveri e visite ospedaliere. Oltre 87.000 le persone che attendono da anni. I nuovi manager dovranno ridurre questi numeri, in caso contrario gli sarà revocato l'incarico. Marco Gullà. I manager designati ufficialmente lunedì scorso avranno un obiettivo: ridurre le liste d'attesa negli ospedali siciliani. Ecco perché il loro lavoro sarà monitorato ogni trimestre dall'assessorato. In caso di flop sarà revocato l'incarico al manager. Il piano che i nuovi manager appunto dovranno redare deve tenere conto anche del ruolo dei privati a cui va affidato parte dell'arretrato da smaltire. I numeri sulle liste d'attesa sono impressionanti. Ci sono 87.000 persone in coda per ricoveri o visite. La maglia nera è il Policlinico di Palermo, seguito a pochissima distanza in questa speciale classifica da altri 2 nosocomi del capoluogo, Villa Sofia Cervello e Civico. In totale i ricoveri pendenti, cioè prenotati e mai seguiti, sono 32.247 e di questi ben 2.714 sono stati prenotati tra il 2018 e il 2022. L'attesa dura quindi in qualche caso anche da 4 anni. Ancora più pesante è la situazione dei ritardi negli esami diagnostici. Le visite ambulatoriali prenotate mai effettuate sono 55.000, numeri che mettono i brividi. Un anno di tempo per smaltirli, una corsa ad ostacoli.
La Caritas diocesana di Catania celebra i suoi 50 anni di servizio, incarnando le molteplici modalità di aiuto ai più bisognosi. Se ne è discusso nel pomeriggio di oggi al seminario arcivescovile dei chierici di Catania, dove si è tenuto l'incontro Mezzo secolo d'amore. Presenti le istituzioni civili e religiose, tra cui il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, e l'arcivescovo, Monsignor Luigi Renna. Oggi cantiamo una storia, ha evidenziato l'arcivescovo, che cammina sulle gambe degli uomini e delle donne che sono o sono stati direttori, vicedirettori volontari che nei centri diocesani e che assicurano una costante prossimità ai fratelli più poveri o nelle comunità parrocchiali, sono il popolo di Dio che incarna la virtù più grande. Ribaltando la sentenza di primo grado, la seconda sezione civile della Corte d'Appello di Palermo ha condannato l'azienda ospedaliera Civico a risarcire quasi 1.200.000 euro ad Abdul Wadud, padre del piccolo Arafat, che alla nascita riportò fratture e danni neurologici permanenti per via di una serie di errori commessi, secondo i giudici, dai sanitari prima e durante il parto. Ad Arafat, che oggi ha 20 anni, è stata riconosciuta una invalidità del 75%. La vicenda risale al 2004. Sono 19 in Sicilia le scuole paritarie trasformate in diplomifici. Dopo il pugno duro del ministro Valditara, i sindacati chiedono più controlli e regole rigide. Francesco Aloi. È il giorno degli esami, ma è anche quello dei controlli. Sono 19 le scuole paritarie di secondo grado sotto osservazione in Sicilia. Sono arrivati gli ispettori negli istituti dove più che formare i ragazzi si fabbricavano diplomi facili. Tra Campania, Lazio e Sicilia è la nostra regione a contare la percentuale più alta di irregolarità. Su 172 paritarie, 19 quelle che rischiano di perdere la licenza, più del 10%. Tutto questo avviene da anni, è una cosa risaputa, fa parte del sistema, quindi era l'ora che si facessero questi controlli. L'assessore regionale all'istruzione Turano, come i sindacati della scuola, chiede regole più severe e controlli, misure che potrebbero arrivare entro fine anno. È necessario che ci siano appunto tutti questi controlli, come ci sono nelle scuole statali. Dal ministro Valditara arriva il pugno duro. Per i cosiddetti diplomifici, 47 in Italia fino ad ora, scatterà la revoca dell'accreditamento. Nelle quinte c'erano studenti residenti anche fuori regione. La percentuale è da brivido, il 90%. Le classi, si fa per dire più affollate, erano proprio le quinte. Per quelle inferiori, invece, gli studenti erano pochi. Tutto ciò conferma l'attenzione verso la legalità, un'attenzione anche verso chi il diploma lo suda, con 5 anni di vero studio e soprattutto frequentando la scuola vicino a casa. Ci fermiamo per una pausa, tra poco il calcio con il Catania che grazie a Toscano adesso cerca di cambiare marcia. A tra poco. Ritorniamo in studio con il calcio. Catania, dopo la presentazione del nuovo allenatore toscano, adesso si cercano gli interpreti giusti sul mercato per la squadra, la cui base sarà la difesa 3. Marco Carli. Toscano per cambiare marcia. L'allenatore, insieme al nuovo direttore sportivo Faggiano, sono stati chiamati per dare una svolta dopo la prima coppa della storia, ma anche gli errori dell'ultima stagione. Lo dice anche il presidente Pelligra, presente alla conferenza dopo un viaggio lampo dall'Australia. L'anno scorso è stata una stagione un po' tribolata, diciamo così, per la quale mi prendo ovviamente le mie responsabilità in qualità di presidente, soprattutto perché mi rendevo conto che all'interno del mio team ci fossero dei gap che volevo colmare e adesso mi sento più sicuro con l'aggiunta di persone di qualità. Persone di qualità come il tecnico calabrese specializzato in promozioni. Le sue squadre partono da una base. Le mie squadre partono da una base a 3, ma il vestito che dovremmo cucire addosso dipende anche il sistema di gioco. 2 centrocampisti, un 3 quarti e 2 punte, 2 centrocampisti, 2 3 quarti e una punta. In questo ci stiamo lavorando con il direttore per trovare le caratteristiche giuste per sviluppare poi la nostra idea di gioco.
Si comincia dunque, mentre a livello dirigenziale Carra sembra al momento lontano dal Catania e oltre ai nomi già comunicati dello staff si aggiunge anche quello di Giuseppe Matarazzo come team manager, ora DS e allenatore si concentrano sul mercato. Tanti nomi accostati al Catania, fra cui quelli di Capomaggio e Artistico. Sono ottimi giocatori, è normale, però sono giocatori che penso come il Catania li abbia toccati anche altre squadre. Vi ha chiesto qualche suo giocatore del Cesena, toscano? Non ce lo dirà mai. Ma no, più che il giocatore suo è un giocatore funzionale al Catania, deve essere. Bene, questo era l'ultimo servizio, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro un buon proseguimento di serata da parte mia e dei tecnici della regia. Arrivederci.